Ragazzi, queste sono le inquadrature che hanno visto i romanisti. Secondo voi è gol? Beh, è normale. Ha trapassato la linea, è gol. Però vi voglio far vedere la prospettiva in modo differente, perché questo che tocca guardare. Ecco, questa è la prospettiva che c'aveva l'arbitro de Porta. Perciò Guida ha visto che era regolare da centrocampo. Invece l'arbitro de Porta, che si allinea sui topali, l'aveva vista che la palla, insomma, ha visto la palla che non è entrata. Questa è la prospettiva che avrebbe visto. Poi se ci spostiamo un po' più qua, ecco quello che si vede. Addirittura proprio sembra che la palla non è proprio entrata. Ecco, perciò ragazzi, giudicate voi se questo è gol o no. Questa è la linea insomma, la linea di porta, vedete? Ecco, questo è quello che hanno visto i romanisti. Questo per loro. Anzi, se si mettiamo qua, ancora meglio. Perciò, che devo dire? I romanisti che ci parliamo a fare? Parla con un romanista è come parla con un mulo.